Buongiorno a tutti da Enrica Maggi. Nella scorsa puntata vi avevo invitati ad indovinare presso quale lago austriaco io mi trovassi mentre giravo il video. Ebbene, ero al Badesee di Feistritz im Rosental, nel bel mezzo della splendida Valle delle Rose. Oggi mi trovo invece a Krumpendorf, vicino al Wörthersee. Vorrei rispondere oggi alla domanda di Mario da Trieste, che mi chiede perché gli austriaci attraversano sempre la strada sulle strisce pedonali e perché in Austria chi guida un autoveicolo rispetta rigorosamente i limiti di velocità. In effetti, quanto osservato da Mario corrisponde assolutamente alla verità. Dovete sapere che in Austria i controlli relativi all'osservanza delle norme del codice della strada sono davvero molto stringenti. Per esempio, se si parcheggia l'autovettura dentro le strisce blu e si paga il biglietto, ma si rientra a riprendere l'autovettura anche solo 10 minuti in ritardo rispetto all'orario consentito, con ottima probabilità si troverà sul tergicristallo una multa, che in questi casi si aggira intorno a euro 35. In particolare ci sono i cosiddetti controllori che girano le città austriache di continuo a caccia dei contravventori e comminano immediatamente la multa al minimo sgarro. Inoltre, nelle strade ed autostrade austriache girano spesso autoveicoli in borghese, con a bordo personale della polizia che controlla la velocità dei veicoli che utilizzano la strada. Se il conducente sta oltrepassando la velocità consentita anche solo di poco, l'autovettura in borghese sorpassa quella del trasgressore e una volta posizionatasi davanti a quest'ultima gli mostra un cartello illuminato con l'indicazione di fermarsi sulla destra. All'istante poi viene comminata una multa. Altra peculiarità degli austriaci è il fatto che nessuno di loro si sognerebbe di attraversare la strada a piedi se il semaforo per i pedoni fosse ancora rosso. Ciò anche in assenza di autoveicoli che attraversano la strada. Io stessa circa 20 anni fa, quando avevo iniziato a vivere in Austria e non conoscevo tale ferma mentalità degli austriaci, mi sono permessa di attraversare la strada a piedi quando il semaforo era rosso e sono stata subito apostrofata da due signore austriache che erano accanto a me e che mi hanno fatto immediatamente indietreggiare. Personalmente ritengo che la mentalità degli austriaci nei secoli sia stata sempre più plasmata dal sistema giuridico e di controllo vigente, al punto tale che l'austriaco sente sia immorale violare la legge, anche nel caso in cui è sicuro che non ci sarà nessun controllo. L'austriaco in particolare si identifica con il proprio Stato ed è orgoglioso di farne parte, visto che può toccare con mano quotidianamente il supporto che lo Stato austriaco offre a chi vive in tale paese. Se quindi in generale gli austriaci hanno un comportamento rispettoso delle leggi, in quanto plasmato nel tempo dalle medesime, vi domanderete come mai gli austriaci si comportano diversamente e dannosamente quando arrivano sulle spiagge italiane per la Pentecoste, tanto da far scrivere i giornali che si tratta di orde che scendono a valle per distruggere e costringere le forze dell'ordine a mobilitarsi. Si tratta di esaltati marginali che si comportano in Austria allo stesso modo o di cittadini per bene che subiscono il peso oppressivo del sistema austriaco e vedono l'Italia come sfogatoio temporaneo? Nelle prossime puntate vi fornirò delle risposte al riguardo. Anche per oggi è tutto. Continuate a seguirmi e a scrivermi. Vi aspetto sempre numerosi alla prossima puntata. Tanti cari saluti a tutti da Krumpendorf. Ciao!